Buongiorno a tutti e benvenuti. Io sono Cati Fogliani, il commissario di circoscrizione del Portoguarese e ho il piacere oggi di presentare il candidato sindaco della Lega Nord per San Michele al Tagliamento, Luca Tolomeo. In questa occasione abbiamo anche altri illustri ospiti sempre Lega Nord. Abbiamo il nostro segretario nazionale Veneto, Re, che adesso saluterà tutti, e anche il nostro vicepresidente della regione Luca Forconini. E quindi in questo momento io darei la parola al nostro segretario nazionale. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Luca per l'invito. Naturalmente Luca è anche il mio segretario del Veneto Orientale e quindi con piacere ho accolto l'invito di questa sua candidatura, al quale apprezzo per la voglia, per il coraggio, per il voler mettersi in discussione, ma io naturalmente cercherò di darti tutto l'aiuto possibile, perché l'esperienza di sindaco, qua abbiamo anche Gianluca, è un'esperienza che io ho vissuto come sindaco di Vittorio Veneto, e l'esperienza di sindaco è la cosa più bella che può fare qualcuno che fa politica, perché quando fai il sindaco decidi, quando fai il sindaco sei comunque in prima linea, ma non sei uno dei tanti numeri, magari su entità più grandi come possono essere la regione o il Parlamento. Sei tu che hai in mano il pallino e quindi puoi decidere le sorti del tuo comune, e l'amministrazione comunale è sicuramente una delle cose che noi come Liga Veneto e Lega Nord vogliamo portare avanti. La nostra forza è stata soprattutto nel Veneto i nostri sindaci, perché sono la prima risposta politica sul territorio. Se noi pensiamo a cosa stanno facendo i nostri sindaci contro questa immigrazione, che si oppongono a quelle che sono le direttive del prefetto, che è il braccio armato all'interno delle nostre comunità, porta persone che nulla hanno a che vedere con il nostro tessuto sociale e distrugge il tessuto sociale, perché quando arrivano 100-200 persone che non hanno un lavoro, che non hanno una prospettiva di vita, chiaramente che ne risente è il tessuto sociale. I nostri sindaci sono gli unici che si oppongono a questa cosa. Non è possibile che ci sia questa invasione, e questa invasione va fermata nel primo impatto. Il primo impatto è il sindaco. Le nostre amministrazioni hanno dimostrato di avere il coraggio e la forza di opporsi, perché se si porta sul comune persone che poco hanno a che vedere con il comune, è chiaro che poi possono nascere e nasceranno tensioni sociali difficili poi da gestire, perché poi comunque ai servizi sociali ci va il sindaco. Queste persone, se non hanno la possibilità di avere una prospettiva di vita, andranno comunque nel comune. Noi nei bei tempi andati ci siamo opposti anche quando si volevano fare le foresterie. Poi abbiamo visto che tanti industriali se ne sono andati magari in Romania, e le foresterie sono rimaste a carico dei servizi sociali dei comuni. Allora, il comune di San Michele al Tagliamento è un grande comune, ha una grande risorsa che è il turismo. Il turismo va finanziato, va portato avanti, va salvaguardato, e avere una linea politica del segretario nonché sindaco della Lega Nord, e avere una linea diretta poi con la regione del Veneto, qua abbiamo Gianluca Forconini, voi capite che possiamo dare delle risposte anche economiche e anche di grande impatto per salvaguardare quella che è la prima industria turistica della regione del Veneto. E quindi io ti faccio tutti questi auguri, questi auspici, ti darò una mano per quello che come Lega Nord posso fare per te, come tanti altri candidati sindaci, perché effettivamente noi dobbiamo salvaguardare quelli che sono i posti di lavoro e le economie del nostro territorio, in questo caso il turismo in primis. Quindi
grazie di aver accettato, ti faccio i miei migliori auguri e naturalmente sempre dalla tua parte. Grazie. Buona E quindi adesso io direi invece di un saluto da parte del vicepresidente Gianluca Forcolini. Sì, grazie Katy. Io mi associo alle parole di Tony, sicuramente fare il sindaco è gratificante, è bello dal punto di vista umano, perché hai comunque il contatto quotidiano con la tua gente e quindi capisci, hai anche il termometro della situazione reale di questo paese. Oggi dobbiamo dire che in questi ultimi anni chi si candida a fare il sindaco è anche un eroe, perché di fatto dobbiamo dire che negli ultimi anni, soprattutto dopo l'era Monti, è stato saccheggiato tutto quello che si poteva saccheggiare all'interno dei trasferimenti agli enti locali, per cui di fatto il sindaco non è più solo amministratore ma è anche imprenditore del proprio territorio e quindi deve inventarsi anche nuove formule, nuove vie, nuovi stratagemmi proprio per far collimare quelle che sono poi le situazioni di un bilancio sempre più striminzito, ma soprattutto un bilancio che devi poi concordare con i tuoi cittadini, perché di fatto l'innalzamento hanno costretto i sindaci a innalzare la pressione fiscale e tributaria proprio con questi tagli, quindi mettendo come front office il sindaco di fronte ai propri cittadini e di fronte ai propri impegni, per cui diventa ancora più ambizioso e importante però il saperlo far bene. Per cui un bravo sindaco della Lega deve avere le caratteristiche che ha detto Tony, quindi di stare sempre in mezzo alla gente, di sentire la gente, ma soprattutto di condividere con i cittadini le scelte importanti che andranno a impattare poi nei nostri comuni, nei nostri territori. Io ringrazio anche tutte le forze e le liste civiche di centrodestra che oggi sono qui presenti con noi e che condividono il tema appunto della filiera importante che diceva Tony, che deve rappresentare un'amministrazione di centrodestra, perché è importante ricompattarci su questioni che stiamo vedendo invece in un governo nazionale che sta fallendo su tutti i fronti. Per cui bisogna ritornare ad essere compatti, come dice il nostro presidente Zaia, ci sono temi sui quali dobbiamo fare lobby territoriale, non dobbiamo guardare da semplice casacca, quindi non la semplice casacca. Oggi in primis noi candidiamo l'esponente massimo che abbiamo nel nostro Veneto orientale perché è il segretario provinciale, quindi complimenti per mettersi anche a disposizione, però sappiamo che abbiamo una squadra importante di centrodestra, dobbiamo ricompattare le fila perché sui temi, quelli della sicurezza, quelli dell'invasione massiccia, quelli del turismo stesso, che per San Michele è l'elemento fulcro importante, devono trovare condivisioni. Stiamo affrontando il tema della Bolkestein, stiamo affrontando il tema dei fondi strutturali, i fondi europei per rilanciare la programmazione rispetto a un territorio che ha ancora spazio di manovra, un territorio che è di confine. Non dimentichiamo che è territorio di confine, quindi una legge 16 fatta nel 93 che cercava di tutelare, ma che oggi è ancora un po' praticamente una scatola vuota. Dobbiamo riempirla di contenuti per cercare di collimare quelle differenze che oggi ci sono col Friuli Venezia Giulia, un Friuli Venezia Giulia che si trova a parole a predicar bene ma poi razzola molto male nei confronti dei comuni limitrofi. Io vengo giovedì da un incontro, Tony, con la conferenza delle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale. A parole sono tutti solidali, ma quando ci sono i tagli sono solo per le regioni a statuto ordinario, perché quelle a statuto speciale non mollano di un punto. E la Serracchiani non è l'ultima arrivata, è la vice segretaria del partito che sta governando questo paese, quindi dobbiamo ricordarlo anche alla gente su questi temi fondamentali. Per cui ci sarà sicuramente e ci deve essere una filiera importante non solo a San Michele ma anche a Caorle, ma anche a Eraclea, ma anche a Chioggia. L'anno prossimo a Jesolo abbiamo la possibilità veramente di portare un litorale che parli la stessa lingua con la Regione Veneto, e attraverso quelli che sono appunto i fondi, i collegamenti che i nostri assessori di riferimento, in primis Federico Caner per quanto riguarda il turismo, ma non solo quello, perché poi abbiamo l'ambiente, il ripascimento, la questione delle spiagge, Bottacin e anche Corazzari come territorio territorio e pianificazione, abbiamo la possibilità di parlare la stessa lingua. Per cui Luca, e il messaggio deve essere importante ai cittadini di San Michele: sbarazziamoci di queste forze di centrosinistra che hanno fatto tanti danni su questi territori, ricompatta il centrodestra, lavoriamo assieme, non tutte le cose, le questioni devono essere affrontate come questioni di bandiera, noi siamo i primi anche a metterle da parte quando c'è il buon senso per arrivare a un risultato. Per cui oggi le forze di centrodestra che sono qua con te sono qua a supportare perché credono
in alcuni valori, nella predominanza dei valori che contraddistingue il centrodestra, ma cerchiamo di fare lobby territoriale. Ce ne sarà sempre più bisogno da qui al prossimo futuro, perché l'obiettivo del governo prima era quello di saccheggiare i comuni e metterli a lacrime e sangue, oggi è quello di cercare di eliminare anche le regioni e quindi portando a un centralismo assoluto. Noi questo dobbiamo contrastarlo e potremo contrastarlo solo se facciamo veramente lobby territoriale e squadra tutti assieme. Buon lavoro e auguri a tutti dalla campagna elettorale. Ora direi che possiamo sentire il nostro candidato che ci dirà qual è le indicazioni per questa proposta di programma e quali sono gli accordi anche con le altre liste civiche che appoggiano il candidato Lega Nord. Luca, se vuoi. Grazie Katy, buongiorno a tutti, ringrazio tutti per la presenza, ringrazio in particolar modo i giornalisti per l'attenzione che date sempre al nostro partito e ringrazio Tony Darè e Gianluca Forcolin per essere venuti qui a San Michele, in particolar modo a Cesarolo, il mio paese, a lanciare la mia candidatura come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di giugno 2016. Oggi è una giornata importante, come sono importanti tutte le giornate, come sono importanti tutte le giornate in cui noi lanciamo un candidato sindaco della Lega Nord, perché il nostro partito nella figura del sindaco investe molto. Basti pensare a Tony Darè, io lo ricordo sempre negli interventi pubblici. Tony, quando è stato eletto sindaco di Vittorio Veneto, si è dimesso da consigliere regionale. Ricordo anche il caso di Massimo Bitonci, che quando è diventato sindaco di Padova si è dimesso da capogruppo al Senato della Lega Nord, e anche Luca Zaia, per venire a fare il governatore qua del Veneto, ha rinunciato a fare il ministro dell'agricoltura. Quindi è tutta gente che ha rinunciato anche a incarichi economicamente vantaggiosi per venire sul territorio a fare l'amministratore locale, perché la Lega è questo: la Lega è territorio, la Lega è un partito di amministratori locali, la Lega è un partito di sindaci. Quindi io veramente ringrazio tutti oggi per la vostra presenza, ringrazio in particolar modo la mia sezione della Lega Nord per avermi chiesto la candidatura e quindi per aver individuato nella mia figura come la persona più autorevole per rappresentare il partito in questa tornata amministrativa, e ringrazio tutti i partiti, le liste civiche, i movimenti che sostengono la mia candidatura. Quindi la lista Uniti per il Futuro di Marco Cecchetto, la lista di Bandolin Cammineremo Insieme e i 300 rappresentati qui dal consigliere comunale Emiliano Teso. Con Forza Italia io ho frequenti contatti con il segretario provinciale del partito Celedin, il quale mi ha dato la massima disponibilità a chiudere l'accordo politico Lega Forza Italia anche sul territorio di San Michele, e quindi con quest'ultimo tassello andiamo a ricompattare tutto il centrodestra qui a San Michele al Tagliamento. Non è stata un'operazione facile, perché in questi mesi il nostro lavoro è stato quello di rimettere assieme un po' i cocci del centrodestra, perché il centrodestra a San Michele viene da una situazione molto travagliata, particolare. Basti ricordare che 5 anni fa ci siamo presentati divisi in 4 liste diverse, regalando di fatto la vittoria a Pasqualino Codognotto, perché questo dobbiamo dirlo: 5 anni fa Codognotto ha vinto più che per meriti suoi, per mancanza di un avversario credibile sul campo. Quindi l'obiettivo che ci poniamo noi quest'anno è quello di compattare tutto il centrodestra. Ci stiamo riuscendo, non solo attorno alla mia candidatura, ma anche attorno alla squadra e attorno a un programma politico che stiamo mettendo nero su bianco. Quindi dopo il lancio della candidatura di oggi, il primo lavoro che faremo da domani sarà quello della compilazione della lista elettorale, una lista che sarà una lista molto giovane, perché comunque il tema del ricambio generazionale in politica esiste ed è serio, ma anche una lista seria, preparata e competente. Ci saranno in lista molti ex consiglieri comunali, ex assessori e persone di peso, per far sì che si possa partire subito con una marcia pesante sin dal primo giorno di amministrazione sui temi che sono nostri, quelli del centrodestra, quindi economia e sicurezza. Batteremo soprattutto su questi 2 temi. Quindi sull'economia ci presenteremo in campagna elettorale con un programma di tipo liberale, classico di centrodestra, quindi meno tasse e più impresa, più mercato, soprattutto perché in questi 5 anni di amministrazione Codognotto abbiamo assistito veramente a un bombardamento di tasse locali, dall'addizionale comunale IRPEF
all'IMU sulla seconda casa ai massimi e alla tassa di soggiorno applicata anche nei periodi di bassa stagione. Finita l'operazione della lista elettorale lavoreremo sul programma. Sul programma batteremo anche e soprattutto sul tasto dell'immigrazione, immigrazione dove la Lega farà la Lega, quindi presidio in tutte le frazioni di forze di polizia e comunque pugno di ferro sulla questione dell'immigrazione clandestina, quindi a San Michele al Tagliamento qui accetteremo solo persone con in mano il certificato di profugo, cioè chi scappa da situazioni di guerra, da situazioni di persecuzione politico-religiosa. Tutti i migranti economici, quelli da 35 euro al giorno con le scarpe firmate, con gli occhiali da sole, con la ricarica telefonica, verranno rispediti al prefetto, come dice il mio segretario nazionale Tony Darè, con i quali veramente ci metteremo di traverso sulla questione immigrazione, perché noi pensiamo che prima vengono i nostri cittadini. In questi giorni stiamo anche cercando di mettere giù appunto una prima bozza di programma elettorale, e un dato che mi è saltato all'occhio è quello che riguarda il tasso di scolarizzazione del nostro comune. Siamo proprio in fondo alla classifica all'interno della provincia di Venezia. Questo penso sia veramente un campanello d'allarme e denoti un tasso anche di fragilità del nostro tessuto sociale. Quindi qua bisognerà andare ad intervenire nel programma proponendo anche delle misure pesanti come delle borse di studio per gli studenti più meritevoli, ovviamente appartenenti alle fasce di reddito più basso, per lanciare proprio il messaggio che a San Michele vogliamo ripartire dai giovani. Ecco, quello che a me piacerebbe in questa campagna elettorale, in questa lunga campagna elettorale, è proprio che ci fosse questo messaggio di sottofondo, proprio San Michele un comune che riparte dai giovani, un comune dei giovani. Quindi adesso io auguro buon lavoro anche a tutte le persone che sono qua, che fanno parte del centrodestra, ci metteremo pancia a terra e partiremo con il lavoro, con la lista, col programma, anche con la campagna elettorale, una campagna elettorale che sarà in stile leghista, quindi poco sui social e molto in mezzo alla gente, nei mercati, a suonare i campanelli, perché qua nei nostri comuni le campagne elettorali si vincono così, con il rapporto personale, anche perché io sono convinto che in politica, così come nella vita, come nel lavoro, quello che conti sia il rapporto personale con le persone. Da questo punto di vista noi partiamo avvantaggiati, perché noi non ci siamo in mezzo alla gente solo nelle fasi di campagna elettorale, ci siamo prima, dopo e durante. Quindi auguro buon lavoro a tutti i miei. Un'ultima nota, ho sentito Matteo Salvini e Luca Zaia, hanno dato tutti e due la disponibilità a venire qui a San Michele a sostenere la mia campagna elettorale, quindi li aspettiamo tutti e due a braccia aperte in questa campagna elettorale che si preannuncia davvero entusiasmante. Grazie a tutti e buon fine settimana. Il contendente più temibile è Codognoto, perché essendo il sindaco uscente è il grande favorito. La candidatura di Bizzon penso sia inconsistente, insomma Bizzon è l'uomo che ha sfasciato il centrodestra, non ci ha neanche contattato, è uscito con la sua candidatura, quindi ci penseranno gli elettori a liquidarlo definitivamente. Per quello che riguarda la seconda domanda, sulla questione di Portogruaro sono contesti differenti, perché a Portogruaro si vota col doppio turno, qua si vota a turno unico e a Portogruaro siamo andati a votare in concomitanza con le regionali, quindi secondo me i due contesti non sono equiparabili, anche se comunque l'unità del centrodestra è la chiave per portare a casa i comuni, su questo non si scappa.